Io l'ho incontrata stamattina, più volte ho cercato di farla parlare di lei, di se stessa, ma lei mi parla continuamente di suo padre, giustamente, e soprattutto mi parla del castello, quasi che lei fosse la voce delle mura di questo castello. In effetti posso dire che posso essere anche la voce, perché tutti i fenomeni, tutte le cose che sono avvenute nel castello, nell'ambito della storie, sono cose che il castello ha visto, ma che non può più parlare. Ricordare per esempio qui la storia di Eleonora, quando è vissuta per 5 anni al castello. Eleonora, che era una donna piuttosto brutta, era arrivata a sposarsi a un'età molto tardiva, a quel tempo ci si sposava a 14 anni. Lei si è sposata che ne aveva 36 anni ed è riuscita a sposarsi, malgrado quel brutto difetto che lei aveva, perché aveva la parte destra del volto che era piena di cicatrici, probabilmente perché era caduta su un braciere quando era piccola. E da allora, ovviamente, quando si era presentata al mondo, come oggi succede alle debuttanti che si presentano a 18 anni, lei si è trovata in grosse difficoltà, perché non c'erano persone che desideravano averla come sposa. Alla fine, a 36 anni, ha trovato nell'ambito della società locale un personaggio il quale era poco affidabile sotto l'aspetto politico, ma che ovviamente si era interessato di lei. Brancaleone Dorio, che poi è diventato suo marito, aveva anche lui molti difetti, ma soprattutto difetti fisici, in quanto c'è un detto che dice Dio li fa e poi li accoppia. Ebbene, nel caso preciso di Brancaleone aveva il volto con notevoli fenditure, perché ovviamente essendo un abilissimo condottiero e un ottimo schermidore, aveva però i segni delle spade, allora non è che combattessero con le maschere. Ed aveva anche un pochino il difetto dei basiloviani, cioè gli occhi che uscivano un po' fuori dalle albe. Però questo matrimonio, che era andato bene, avevano 2 figli, ebbene Eleonora a un certo punto, alla morte del fratello Ugone III, si è trovata improvvisamente a doverlo sostituire sul trono, perché lei aveva 2 figli maschi e quindi rappresentava gli interessi loro. Siamo nel 1383, il castello di Sevaggetolo, il castello del 1197, il castello, nuova parte del castello, 1355, quindi siamo nel 1383 quando Ugone III viene ucciso. Ebbene, la morte di Ugone III ha creato improvvisamente la necessità di Eleonora di sostituirsi a lui, mentre suo marito, che non sapeva nulla, era in Aragona a commerciare grano. La notizia che Eleonora era diventata giudicessa, il marito non l'ha avuta prima di che non l'avessero gli aragonesi, i quali avevano un vecchio conto da regolare con Mariano IV, che era il padre di Eleonora, e poi passato il conto praticamente al figlio, che era Ugone III. Qual era il conto? Era il conto che San Luri, che era stata dotata di quella grande fortezza intorno, era stata questa grande fortezza conquistata da Mariano IV agli aragonesi nel 1366, nel mese di gennaio, e questi aragonesi che avevano fatto questa grossa costruzione per mettere al confine le loro truppe si sono trovate poi praticamente con
un controsenso, perché chi ha potuto mettere le sue truppe nel castello erano i nemici, cioè quelli che ovviamente lui si era preparato a combattere. Ebbene, cosa hanno fatto gli aragonesi? Sapendo bene, perché ovviamente conoscevano abbastanza bene gli interessi anche delle famiglie, che Eleonora era legata a questo marito, era forse quello che gli aveva dato la possibilità di diventare madre, pure a un'età piuttosto considerevole. Ebbene, il marito viene catturato e proditoriamente, in maniera con gli inganni, trasferito poi in prigione e portato a Cagliari nella torre di San Pancrazio perché doveva servire come se fosse l'allodola. Tu, Eleonora, mi devi restituire il castello e la fortezza che tuo padre ci ha sequestrato. Eleonora ha resistito 5 anni, dal 1383 al 1388. Nel 1388 finalmente il suo Parlamento ha accettato la possibilità di restituire dello scambio, però il marito non gliel'hanno dato subito. Gli hanno fatto aspettare altri 2 anni. Il marito è stato liberato nel gennaio del 1390, ma era un uomo il quale da quel momento agli aragonesi li ha fatti vedere di cotte e di crude, nel senso che in appena 1 anno e mezzo lui è riuscito a riconquistare il castello e la fortezza e successivamente, nei tempi successivi, ha cacciato gli aragonesi da quasi tutta l'isola, lasciando loro soltanto 3 punti, quello che era la città di Cagliari, la città di Alghero e un pezzettino di Santa Teresa di Gallura, il territorio. Ma dalle altre parti dell'isola gli aragonesi sono spariti. Questa è la prima donna importante di cui le mura di questo castello probabilmente ci parlano. La prima donna. La seconda forse è un po' più una leggenda, anche se poi no, non è una leggenda, non è la parlo leggenda. della cosiddetta Bella di San Luigi. Sì. No, non è una leggenda, perché esistono tutte le lettere che Martino il Vecchio ha mandato al governatore di Alghero dopo la morte del figlio, alla ricerca praticamente di sapere se questa donna era o non era rimasta incinta. La situazione per il regno di Aragona era diventata, con la morte di Martino il Giovane, una situazione veramente spaventosa, perché Martino il Vecchio aveva perso quel figlio che era l'erede della sua corona. Quest'uomo muore nel tentativo di assicurarsi una successione. Lui cerca di assicurarsi una successione, ma si sente ripetere che lui, essendo vedovo da circa 2 anni, si può anche sposare. E gli trovano una donna, una lontana parente, che lo sposò. E il matrimonio avviene 1 mese e mezzo dopo la morte di suo figlio. Tant'è vero che da quel momento cessano le lettere di controllo del sovrano mandate poi al governatore d'Alghero per sapere le sorti di questa donna che era stata presa e messa in un campo di concentramento in Alghero perché ovviamente faceva parte del gruppo delle schiave che avrebbero dovuto essere successivamente assegnate. Ebbene, lui si sposa con questa donna e ovviamente seguendo quello che erano i consigli si trova in grosse difficoltà. Le difficoltà che lui aveva erano semplicemente determinate dal fatto di una obesità piuttosto notevole che lui aveva. Qualsiasi rapporto nei riguardi di questa donna lui sentiva non soltanto dal punto di vista suo, che lui era molto religioso, molto affezionato alla vecchia moglie che era morta già da 2 anni, ma lui quindi non si sentiva portato e protetto per arrivare ad avere un altro erede, ma soprattutto questa particolarità della sua obesità rendeva difficile l'accoppiamento. Quindi questo accoppiamento è stato
chiamiamo così, un qualche cosa che gli ha dato come il tracollo. Dopo 6 mesi di insuccessi, gli avevano creato anche delle gruette speciali per poter essere valido in questa cosa. Lui è morto di crepacuore, ovviamente, lasciando la consorte nelle condizioni virginali, perché si sono voluti assicurare che effettivamente ci fosse un erede o meno intorno, e invece questa donna era ancora nelle condizioni virginali. Quindi ovviamente il massimo di quello che poteva essere la cosa negativa, nel senso che il fatto che lui dovesse chiedere o avesse ottenuto aiuto per questi rapporti, e questi rapporti avvenivano in maniera veramente molto poco urbana, ovviamente questo gli ha dato un particolare fastidio, e questo tormento lo ha portato poi a morire in un tempo molto breve. Andiamo avanti velocemente nei secoli, ci sono alterne vicende, tante cose. All'inizio del Novecento il castello è praticamente in rugine, è tramontato l'antico splendore, viene praticamente abbandonato. In quell'epoca, da circa 200 anni, se non ricordo male, è di proprietà della famiglia Heinrich, che però... Gli Heinrich l'hanno avuto all'incirca nel 1720. Siamo poco dopo il 1920, suo padre, Cagliaritano, Sì. all'epoca ufficiale dell'esercito, era in quel momento segretario del Duca d'Aosta ed era stato incaricato dal Duca d'Aosta dopo che si era dimostrato che fra tutte le regioni italiane la Sardegna era quella che aveva pagato il prezzo maggiore sotto l'aspetto umano nella guerra 15-18, perché il numero dei sardi caduti rispetto a quei caduti delle singole regioni era stato nettamente superiore. In effetti la media era ogni 1000 soldati italiani ne erano morti 105, ma ogni 1000 soldati sardi ne erano morti 139, e nella media nazionale c'era anche la Sardegna, per cui questa aveva avuto certamente una sua elevazione. Ebbene, in queste condizioni il Duca d'Aosta, che aveva raccolto nella reggia di Capodimonte tutta una serie di cimeli, con l'intenzione poi di fare un grande museo in quella regione italiana che meritasse maggiormente di avere questi cimeli, si è trovato di fronte che la Sardegna aveva questo diritto e ha incaricato il generale Villasanta, che allora era colonnello ed era suo segretario, di cercare un luogo adatto dove poter trasferire questi cimeli. Il Villasanta, che avevano fin da ragazzi abitato a San Luri, erano residenti a Cagliari, ma il loro nonno era medico di San Luri. Quindi la famiglia era partita dalla città di Villamara, ma successivamente, perché Villamara, il Bartolomeo, il trisnonno, era notaio a Villamara. Il nonno invece, il bisnonno, trisnonno, notaio. Il bisnonno era medico e il medico eserceva qui a San Luri. Era medico e chirurgo, cioè aveva 2 lauree per fare sia la medicina che l'architettura. Adesso i nipoti, i figli praticamente del figlio, venivano spesso dal nonno a vedere che cosa faceva a San Luri e stavano qui. Conoscendo il castello, mio padre, e a quel tempo la storia del castello non era nota attraverso i vari particolari, ma certamente la battaglia di San Luri aveva dato una certa celebrità a questi monumenti, perché la battaglia si era sviluppata proprio in questa zona. E allora aveva pensato al castello di San Luri, che in quel momento era abbandonato completamente a se stesso ed era diventato quasi una casa dove andavano i poveri. Alcuni ambienti erano adoperati per fare un'osteria, gli altri ambienti erano diventati un pagliaio, dove si metteva la paglia, le balle, che allora non c'erano, cioè si mettevano i covoni praticamente, il foraggio, per poterli poi distribuire tra le varie stalle che c'erano nel paese. Noi in questo momento stiamo realizzando questa chiacchierata e siamo nel retrobottega dell'osteria.
In questo momento siamo a fianco all'osteria. Io credo che questo ambiente fosse parte dell'osteria. Quindi dicevamo, viene trovato questo castello, viene identificato San Luri, il castello di San Luri, come sede di questo museo. Si inizia. E la prima cosa da fare è le trattative, perché si fosse a un certo punto data la possibilità di creare il museo. Quindi ci sono trattative fra mio padre e quello che era il Marchese di Laconi, che era il titolo di Visconte di Sant'Ori, era ugualmente degli alberi di Laconi. Quindi queste trattative portano a buon fine, cioè si arriva all'acquisto e mio padre acquista per sé questo rudere nel quale dovrebbero essere sistemati poi i cimeli. La fatica non è nell'acquisto, ma è soprattutto nel fatto che era veramente in pessime condizioni. Per cui questi lavori vanno avanti per circa 3 anni, perché il museo poi si trasferisce nel 1927, mentre il castello era stato acquistato alla fine del 24. Quindi nel periodo 25, 26 e una buona parte del 27 vengono adoperati per questi restauri, che sono restauri soprattutto non di carattere integrale, ma sono restauri che riguardano la parte più antica del castello, perché il castello è stato fatto in 2 tempi diversi. Nel 1197, al tempo di Pietro, che era effettivamente giudice di Arborea, Pietro I, si è costruito quello che è il massiccio, cioè il castello considerato fortezza di confine. Ma nel 1355, subito dopo la pace di San Luri dell'11 luglio, si è costruita nel cortile del castello quella parte che era considerata una parte non necessaria al maniero, cioè alla costruzione fortezza, ma che rappresentava la foresteria, cioè per poter il sovrano avere degli ambienti nei quali far stazionare persone di sua fiducia che avrebbero dovuto costruire sul confine del giudicato di Cagliari che lui aveva conquistato, una grande fortezza che comprendesse in sé il castello, nella quale concentrare poi le persone che facevano parte della guarnigione e che prima stavano a Cagliari o a Iglesias. Ebbene, questa sua idea si è realizzata successivamente ed i lavori sono iniziati nel 1364. Ma nel 1366, nel mese di gennaio, non erano ancora stati ultimati quando, dopo 4 mesi di assedio, Mariano IV, che era il padre di Eleonora, riesce a conquistare la fortezza e a sottrarla agli aragonesi. Quindi, ovviamente, gli aragonesi avevano avuto per San Luri sempre una particolare, diciamo così, dolore, sì, perché evidentemente avevano messo, diciamo così, tutto quello che poteva per essere loro in grado di potersi sottrarre alle pressioni dei giudici Arborea, ma nel momento nel quale la valorizzazione era stata fatta, ecco che gli altri gli avevano portato via il bene. Era come la zampa del leone che porta via il bene ad un altro e sottrae a un abito. Andiamo avanti di 600 anni. Adesso andiamo avanti di 600 anni. Nel 1927, quindi cosa succede? Nel nella parte finale, si inaugura il museo del Castello di San Luri. Però ovviamente i lavori continuano in tutto il resto e non si può più parlare di lavori che abbiano avuto una durata, chiamiamo così, 6 mesi, 8 mesi, eccetera. Perché i lavori di miglioramento che sono necessari per portare il castello ad essere tutto quanto un castello abitabile o funzionale, sono lavori di dettaglio. Quindi sono quelli che vengono fatti di volta in volta e il castello ha un incremento, un miglioramento costante perché i lavori proseguono per circa 70 anni. Nel frattempo però c'è già la sede del museo è qui
Però a quel tempo Museo, specifichiamo, il che museo riguarda la prima guerra la mondiale. prima guerra mondiale, cioè i cimeli sono quelli mandati da Duca d'Aosta. Però cosa succede? Succede questo, che il Nino Vilasanta, da tenente, aveva partecipato alla guerra di Libia ed era stato anche un comandante degli esploratori durante gli sbarchi nelle isole dell'Egeo, per esempio a Rodi. Lui aveva raccolto dei cimeli che aveva presso di sé. Ebbene, questi cimeli vengono ad essere a far parte di questo museo. Successivamente, Quindi nasce una seconda sezione. una seconda La sezione. interrompo e ci soffermiamo un attimo sulla prima. La prima sezione è quella della prima guerra mondiale, la cosiddetta Grande Guerra. Esatto. Ci sono dei pezzi rarissimi. Pezzi unici, possiamo Unici. dire, sono pezzi unici. Perché il Duca d'Aosta, avendo comandato la Terza Armata, erano della Terza Armata quei reparti che avevano occupato Trieste. E soprattutto quelli che erano sbarcati, i bersaglieri, che erano sbarcati dalla nave Audace, la quale, essendo arrivata a Trieste dal mare, aveva consentito di superare quelle difficoltà terrestri rappresentate dalla massiccia dell'Armada, che durante tutta la guerra era stato un ostacolo molto grave al passaggio delle truppe italiane. Ma arrivando a Trieste dal mare, l'operazione si era conclusa il 3 novembre del 1918 con l'occupazione di Trieste. E la bandiera che è stata messa sulla torre di San Giusto a Trieste dai bersaglieri si trova oggi nel castello di San Giusto. Insieme alla bandiera c'è il bollettino della vittoria, quello firmato da Diaz, perché Diaz era stato uno degli ufficiali generali di Corpo Armata che aveva, si può dire, fatto servizi alla Terza Armata, per cui aveva una particolare deferenza nei riguardi di Duca d'Aosta e gli aveva dato il testo originale di quello che era il bollettino della vittoria, che si trova anche questo al castello di San Giusto. Ecco, poi c'è anche le divise del Duca d'Aosta, le divise del Duca d'Aosta, quello che era gli attestati del Duca d'Aosta, gli attestati, quello che era il comando della Terza Armata, tutto il servizio fotografico fatto dalla Terza Armata, oltre ai vari cimeli che poi successivamente tra l'altro vengono... ci sono anche, mi scusi se la interrompo, ci Prego. sono anche le mappe su cui realmente durante le battaglie venivano segnati l'avanzata oppure la ritirata delle truppe del posizionamento. Certo. Quello che effettivamente si trova nel museo è difficilmente descrivibile, perché si passa da quelli che sono gli strumenti più atroci, che sono i gas, il lanciagas e tutto il resto, le mazze ferrate che venivano adoperate da quei reparti speciali costituiti dall'esercito austriaco, per finire a colpi di mazza le persone che erano state gassate, i cosiddetti nuovi cacciatori. Ecco, oltre questo, poi ci sono anche gli anche gli elementi della propaganda. Quando l'esercito italiano è ripiegato sul Piave, portando la guerra in un territorio che era il Veneto, che era stato praticamente conquistato nel 1866 dopo la terza guerra d'indipendenza, e quindi noi abbiamo visto nel suolo della patria, cioè quel suolo che era del Veneto, arrivare le ostilità di guerra con tutte le distruzioni possibili e immaginabili che si verificavano in quelle zone. E noi vediamo che i soldati fanno centinaia di chilometri per tornare dalle posizioni originali che avevano su quelle del Piave. È chiaro che dobbiamo pensare a quello che è stato l'elemento interno che si ha quando ovviamente il ripiegamento viene ad essere massiccio. I soldati pensano che ogni cosa sia ormai finita e che sia arrivato il momento di tornare a casa. Dato che il comando ormai supremo bisognava invece resistere sul Piave, non solo resistere, ma bisognava riniziare quello che poteva essere l'attacco per tornare nei vecchi luoghi, ecco che nasce la cosiddetta guerra psicologica, cioè per riportare i soldati all'idea di dover nuovamente combattere, bisogna insistere su quegli elementi che servono per rovesciare la situazione, cioè per costringere il soldato a capire
che la guerra è necessaria e che è necessario andare nuovamente a occupare gli spazi lasciati di te. Ecco lì allora le immagini, questa è la casa che tu hai lasciato con le tue donne, i tuoi familiari che adesso sono vittime dell'austriaco, diciamo, Certamente, invasore. Questo è il tuo terreno dove di solito andavi e a seminavi e coltivare. raccoglievi. Non solo ci si rivolge a quello che è la persona del Veneto, il quale ha perduto proprio il terreno perché il territorio è stato inglobato dagli austriaci che erano andati avanti. Quindi gli austriaci, venendo avanti insieme ai tedeschi, avevano la possibilità non soltanto di servirsi delle donne che ormai non avevano più la custodia degli uomini che avevano dovuto ripiegare e che quindi subivano gli affronti da parte dei soldati, ma anche i terreni che producevano il grano oggi producevano grano perché veniva seminato per conto degli austriaci. Ma adesso, una volta che si era arrivati al Piave, se si fosse tornati ancora indietro, sarebbero stati altri territori. Quindi non soltanto bisognava riconquistare, ma bisognava marcare assolutamente l'impossibilità per l'avversario di andare avanti, perché sarebbero stati altri territori che avrebbero avuto la stessa. Scusi, in tutto questo i sardi non erano nell'immediato direttamente coinvolti, però sono quelli che, come lei ha detto, hanno pagato il tributo più alto e sono quelli che hanno dato anche la maggiore dimostrazione di valore. I sardi erano quelli che venivano ad essere impegnati nei momenti salienti, quando c'era da resistere. La situazione dei sardi in un primo momento viene fatta sulla zona fluviale, cioè sull'Isonzo, va bene? Però nel 1916 nasce un'esigenza nuova. Non dobbiamo dimenticare che quando l'Italia è entrata in guerra, il mese prima, nel mese di aprile, nel trattato cosiddetto di Londra, aveva, si può dire, rinunciato all'alleanza della triplice alleanza per passare alla triplice intesa. La triplice intesa significa passare a fianco degli inglesi, dei francesi e dei russi, lasciando tedeschi e austriaci che dal 1881 erano invece gli alleati dell'Italia. Adesso questo passaggio, così un po' un vizio che abbiamo noi italiani, che abbiamo non avuto. Dobbiamo accentuarlo, no, perché praticamente non facciamo onore al nostro paese, ma il fatto che la nostra ricostruzione sia nata molte volte attraverso cose di questo tipo non ci porta certamente dei grossi vantaggi sotto l'aspetto morale, sotto l'aspetto di carattere generale del giudizio degli altri popoli. Ma adesso, tornando a quello che stavamo appunto dicendo, gli austriaci si sono trovati in un mese a dover portare le loro truppe dal fronte russo sul fronte italiano, perché il fronte italiano non era considerato un fronte nemico. Mentre i francesi sono stati enormemente agevolati perché, dato che l'Italia fino a quando faceva parte della triplice alleanza era considerata fra i paesi nemici, hanno potuto liberare immediatamente il fronte italiano delle truppe che loro avevano messo per portarle sul fronte prussiano, dove ovviamente gli germanici praticamente stavano dando loro delle grosse sorprese. Torniamo ai sardi. Vengono adesso impegnati. I sardi, cosa succede? Che gli austriaci nel 1916, attraverso la presenza di quel famoso feldmaresciallo Conrad, che era il capo di Stato Maggiore, avevano deciso di sfondare il fronte italiano con una operazione che si chiamava chiamiamo così, la punizione per l'Italia, Straf Expensa, cioè la spedizione punitiva, in maniera tale da poter sull'altipiano dei 7 comuni arrivare allo sfondamento delle difese italiane in maniera tale da poter caricare, chiamiamo così, le truppe in pianura nella zona di Vicenza. Se fossero arrivate a Vicenza, ovviamente avendo la pianura davanti, ma non avendo i fiumi di contrasto, perché quando si arriva, come è successo poi dopo il ripiegamento, che si era sull'Isonzo, si è passati sul Tagliamento, dal Tagliamento si è passati sul Piave,
I fiumi erano tutti quanti d'ostacolo. Invece, arrivando dalla parte dei monti del Trentino e arrivando dritti, si poteva benissimo entrare per lunghi tratti senza trovare questi ostacoli naturali sui quali poi le difese si potevano fare. Ebbene, lo sfondamento sull'altipiano dei 7 comuni non è stato effettuato perché ci sono stati 2 corpi, gli alpini e la brigata Sassari, che si sono fatti scannare pur di non far passare gli avversari e sono riusciti a trattenere lo sforzo austriaco che successivamente, ovviamente come tutti gli sforzi, non poteva durare a lungo. E da quel momento questo spiega anche perché nella quasi totalità dei paesi della Sardegna i monumenti ai caduti sono soprattutto riferiti a quelli della Prima Guerra Mondiale. Bene, nella Prima Guerra Mondiale possiamo dire questo, che la brigata Sassari era una unità speciale in quanto era quella che doveva tamponare tutte le circostanze difficili. Si erano ormai accorti che questa brigata aveva cementato i sardi, i quali in quella vita di trincea erano certamente quelli i quali la sopportavano meglio di tutti gli altri. Dobbiamo pensare che i sardi, in buona parte pastori a quel tempo, vivevano all'aperto, vivevano nelle campagne. Quindi la vita di trincea, la vita di montagna, la vita che veniva fatta all'aperto non era una vita eccezionale, per loro era una vita di ordinaria amministrazione. Quando loro dovevano adoperare la baionetta, adoperavano il coltello, nel senso che avendo adoperato il coltello per praticamente squagliare le pecore, per uccidere le pecore, eccetera, l'uso del coltello era per loro una cosa di ordinaria amministrazione. I reparti austriaci, quando vedevano i famosi diavoli rossi, sapevano che questi adoperavano il coltello, non avevano paura del fucile, era il coltello che li impressionava notevolmente. Quindi questa situazione faceva sì che i reparti austriaci fossero già terrorizzati soltanto quando sapevano di avere a che fare con i diavoli rossi. Risultato pratico, i diavoli rossi venivano impiegati nei momenti di emergenza. C'è anche un particolare legato alla lingua, che si dimostra ancora una volta dal punto di vista strategico l'arma vincente. L'arma vincente è dovuta al fatto che quando c'erano i telefoni da campo, e i telefoni da campo erano quelli che dovevano unire un reparto all'altro, però poteva restare questa situazione. Il collegamento è fatto con 2 fili, ovviamente, 2 fili stesi sul campo. In epoca di cellulari qualcuno potrebbe fraintendere. Certo, non sono, erano i fili che univano i telefoni. Bastava che ci fosse uno swappler o una qualche cosa, un ostacolo o un'esplosione, un filo si rompeva. L'altro filo non serviva più a niente se non si ricollegava il filo che era stato rotto. Però si poteva fare in questa maniera. Servendosi della terra come trasportatore di messaggio, bastava mettere una baionetta legata a un filo e uno spezzone di filo ed un'altra baionetta legata all'altro spezzone di filo che immediatamente si ristabiliva il contatto. Con questo effetto negativo però, che l'operazione non poteva più mantenere la segretezza che aveva prima, cioè il passaggio del messaggio, perché il messaggio poteva essere anche carpito dagli altri. Il risultato era questo, che se gli italiani parlavano italiano e gli austriaci avevano fra i loro soldati dei soldati che venivano dal Trentino, questi capivano perfettamente dai messaggi che cosa ovviamente poteva essere sfruttato nella circostanza. Mio padre che era sardo, allora portò a far sì che una buona parte dei telefonisti fossero sardi. E i sardi che parlavano fra di loro ovviamente davano una impossibilità di percezione alla parte, chiamiamo dei trentini, perché non capivano più che razza di lingua stessero parlando gli italiani, che si scambiavano messaggi con lingue praticamente mai sentite. E infatti era praticamente la lingua sarda che veniva adoperata integralmente in quelle circostanze.
questo museo c'è anche una parte dedicata a un'epoca antecedente, vale a dire un ambito in cui ci sono alcuni cimeli del Risorgimento. Quindi Sì. parliamo della parte Certo, centrale del perché 1800. l'integrazione, il museo nasce come il museo della Terza Armata e il museo della guerra 15-18, ma successivamente, una volta che si sono portati durante le guerre coloniali, si è cominciato a portare i cimeli della guerra dell'11-12, si sono cominciati a portare dopo la guerra di Abissinia del 35-36 anche i cimeli che il comandante della Gavinana, che era il generale Villa Santa, che comandava questa divisione, che è quella che ha liberato Ogni Adua, tanto cita il nome del generale Villa Santa, che è il mio padre. ecco, appunto, come se fosse un estraneo. Dobbiamo parlare di lui come comandante, era stato incaricato dalla generale di brigata, era stato incaricato del comando della divisione, che allora era costituita da 3 reggimenti di fanteria, un reggimento di artiglieria, cioè erano 15.000 persone. Questa divisione gavinana è stata la prima a superare il Mareb, che era il confine fra l'Eritrea e l'Etiopia. Questo è avvenuto il 3 ottobre del 1935. Ebbene, il 6 ottobre le truppe italiane erano ad Adua, cioè occupano e liberano Adua, dove era avvenuta quella famosa battaglia del marzo del 1896, che era stata la battaglia tremenda del generale Baratieri, quando le truppe praticamente abissine avevano soffocato le truppe italiane, numericamente non notevolmente inferiori, e era stata l'onta più grave che avevano avuto gli italiani, che volendosi praticamente allargare oltre il territorio dell'Eritrea per andare sempre più verso, chiamiamolo così, l'Etiopia, avevano poi fatto una figuraccia tremenda che aveva portato poi alla caduta del governo di allora, e ovviamente la situazione era notevolmente a distanza di tanti a anni. distanza di anni la Gavinana, vendetta, tremenda vendetta. ecco, la Gavinana conquista Adua e si eleva un monumento ai caduti, vendicati dalla vittoria. Ecco, questo è. I cimeli della guerra di Etiopia, conquistati in queste circostanze, vengono a far parte del museo del Castello di San Lorenzo. Quindi il museo si allarga, che è la tenda c'è la tenda di Ras Yum Mangascià, che era il re del Tigray. La parola Ras, come la parola zar in Russia, nasce sempre dalla voce Cesare. Cesar era praticamente il grande imperatore. Ebbene, i vari capi delle varie zone avevano preso da questa radicale Cesar quello che era la parte interessante e si era dato il titolo del capo. C'è la tenda, c'è la bardatura del suo cavallo, I cavalli, la poi ci sono il forziere, c'è la dove aveva la corona, ci sono le posate, c'è la carta da lettere, gli oggetti da toilette, in effetti i vestiti, sono tutte le cose lasciate da Ras Yum Mangascià, come si chiamava, quando è fuggito da Adua, ovviamente molto in fretta, perché in 3 giorni, la Gavinana è riuscita a superare tutte le difficoltà per arrivare ad Adua. Quindi ecco che ci sono i cimeli della guerra di Etiopia. Successivamente, ovviamente, la cosa importante che cos'era? Mancava soltanto i cimeli del passato. E allora in famiglia avevamo dei ricordi delle guerre risorgimentali, avevamo le prime armi da fuoco, per esempio, che erano andate avanti fino al Settecento, poi i fucili, gli Chassepot, quelli che a Mentana avevano fatto meraviglie contro i garibaldini che intendevano prendere Roma nel 1800, siamo praticamente dopo la conquista della Sicilia, nel 67 si voleva conquistare Roma e Garibaldi aveva fatto, diciamo così, l'avanzata di Mentana. Ecco, anche quei cimeli li avevamo. Quindi ecco che il castello comincia a ospitare qualcosa che non è più soltanto le guerre 15-18, ma le guerre precedenti, compresa quindi le guerre risorgimentali, la prima, la seconda e la terza. La mia famiglia poi ha nel suo passato un personaggio celebre di questo periodo, è il famoso Domenico Milarire.
che per fare quello che era stato Napoleone. quello che nel 1793 praticamente vuol dire, stato lo stimolo per la, diciamo, resistenza dell'isola di Maddalena contro l'invasione dei francesi, che ovviamente erano, non dico guidati, ma Napoleone era uno dei capitano d'artiglieria all'epoca, era capitano d'artiglieria, esatto. Ecco, quindi ci sono non solo, ma un altro personaggio che era l'ammiraglio Albini, sardo anche lui, che ha fatto poi la curiosità. Il primo portoalano della Sardegna è stato firmato dall'ammiraglio Albini, quindi anche quello fa parte del museo, quindi ecco che ci sono tante piccole cose che riguardano anche quel periodo storico, che è diventato importante. Perché? Perché tutto quello che riguarda la storia del nostro paese, con tutte le carte, che ovviamente sono le carte che poi danno la possibilità, insieme agli oggetti, di realizzare il quadro in cui siamo partiti per vedere mano a mano i successi. Qualcosa però è rimasto tuttora in vigore. Lei mi accennava suo padre, al di là dell'attività militare sul campo di battaglia, essendo tra l'altro laureato anche in giurisprudenza, a lui si deve ancora cos'è, il codice penale militare. Questo però nel 1940, dopo la fine della guerra di Etiopia, la guerra di Etiopia era stata portata avanti in 7 mesi e l'Italia aveva conquistato un impero che era molto più grande della stessa Italia. Per cui questa impressione che aveva fatto l'Italia attraverso questa efficienza portava a che tutti gli altri paesi volessero vedere come era organizzato l'esercito italiano. E a quel tempo chiedevano, fra le varie cose, non soltanto i regolamenti di disciplina e tutto il resto, ma chiedevano anche i codici penali per vedere un pochino come era l'organizzazione giudiziaria dell'esercito. Mussolini si vergognava tremendamente perché il codice penale allora esistente parlava ancora di quelli che erano i lavori forzati, che nei codici degli altri paesi erano già stabiliti. Soltanto che quando si doveva fare i nuovi codici, in queste commissioni c'erano persone che erano giuristi civili e i militari, che non riuscivano mai a capirsi, nel senso che non riuscivano mai a concretizzare delle norme che potessero, chiamiamo così, accontentare gli uni e gli altri. Ecco, mio padre, dopo la guerra di Etiopia, aveva comandato la divisione di Firenze in città, diciamo così, nella città di Firenze, e poi era stato incaricato della presidenza della Cassazione militare del tempo, cioè il Tribunale Supremo Militare. In quel caso gli hanno affidato anche l'incarico di far parte della commissione, di questa commissione per i codici. E lui, che aveva la caratteristica di essere non soltanto un militare, ma avendo preso la laurea in legge e avendo fatto gli esami anche da avvocato, ovviamente era diventato un personaggio che poteva trovare i punti di unione. Ecco che alla fine è stato incaricato della redazione definitiva dei testi, che è stata affidata integralmente a lui. Ed ecco che è venuto fuori il codice, quello che ancora è in vigore, che è il codice di pace e il codice di guerra. Perché noi sappiamo che nel codice di guerra c'è per esempio ancora la pena di morte, cosa che nel codice di pace non è più assolutamente estesa. Lei prima ha citato Mussolini, nel museo c'è tantissima cosa che non può prescindere certo, da Mussolini, perché insomma il famoso o famigerato ventennio che sia, l'impronta di Mussolini c'era. Però voi avete una cosa che col fascismo e col ventennio non c'entra niente. Avete una domanda, quasi una supplica. E il fatto è questo, che quando effettivamente si va a guardare la storia, si trovano da tutte le parti dei documenti integrativi che sono interessanti per rendersi conto di una certa realtà o di certe differenze. Nel museo ci sono per esempio tutte le pagelle di scuola che vanno dal 1928 fino ad arrivare al 1943 e lì si mostra come la scuola fosse diventata, anziché un elemento di istruzione, fosse diventato un elemento di
pubblicità, nel senso che il fascismo si serviva addirittura delle pagelle in scuola per fare propaganda di se stesso nei riguardi delle masse. Ovviamente le pagelle andavano nelle case di ciascuno. Ma noi vi dobbiamo vedere anche un'altra cosa, che tra i documenti che ci sono c'è una lettera, una domanda, anzi, che Mussolini nel 1901 fa al sindaco di Castelnuovo a Scrivia per essere ammesso a diventare insegnante elementare presso la scuola, in quanto c'è un concorso proprio per potersi diventare insegnante. E questa è una lettera che è curiosa in certo qual modo per il carattere della persona, in quanto finisce con quella formulazione che allora poteva essere usuale, ma vista e firmata da un personaggio come Mussolini diventava straordinaria. Mussolini infatti finisce la lettera dicendo servo, praticamente vostro servo, eccetera. È chiaro che il persona di Mussolini, con l'ottica del la dopo, quale, insomma, con l'ottica, vista con l'ottica del dopo, era una cosa veramente completamente straordinaria. Comunque questa lettera fa parte di tutto quello che è l'archivio museale che, come dico, man mano viene ad essere integrato, perché oggi abbiamo anche questo, che molta gente che si è accorta di avere in casa degli oggetti che dal punto di vista loro sono oggetti interessanti perché rappresentano qualcosa del loro padre, del loro nonno, ma si accorgono che quando passeranno alle generazioni successive non avranno più alcun valore, perché man mano che manca e c'è un distacco sempre maggiore, queste cose finiscono poi per essere buttate via. Quindi ecco che c'è una corsa per poter portare oggetti di questo tipo, documenti o altro, perché facendo parte di un museo invece vengono ad essere custoditi a far parte di questo museo, il quale nel museo vanno tanta gente che vuole acculturarsi e quindi tutti i documenti possono essere utili per cercare di far crescere questa cultura. E questi documenti, anche di cambiamento di carattere, sono diversi, molto interessanti, proprio perché mostrano come effettivamente una persona che poi è diventato un abile rivoluzionario, un sindacalista e tutto il resto, era a quel tempo legato a quello che era il contorno delle norme urbane, dell'urbanità di allora, e quando si firma umilissimo praticamente il servo, perché ovviamente il sindaco doveva esaminare questa domanda con tutte le formalità di allora. A proposito di rapporti epistolari, di domande, cito il rapporto epistolare tra suo padre e il duca d'Aosta, ma cito il rapporto epistolare tra suo padre e Gabriele D'Annunzio. Certo. Tra le tante cose, che sicuramente sapranno a Oliena, ma i più non sanno, il nome del vino robusto di Oriena che viene dato D'Annunzio il Nepente. Cioè D'Annunzio effettivamente, quando è venuto in Sardegna, che aveva 19 anni, credo che fosse il 1882, quando è venuto per caso. Cioè lui era a Roma e stava pubblicando il primo libro, Il Canto Novo, e il suo editore, che era l'editore Sommaruga, stava attendendo da lui alcune cose, cioè il perfezionamento di quello che potrebbe essere la documentazione del testo per poterla pubblicare. D'Annunzio sa che due suoi amici, uno giornalista Scarfoglio e l'altro Pascarella, dovevano partire per venire in Sardegna, in quanto il giornale, il Capitan Fracassa di quei tempi, aveva loro ordinato di fare un giro della Sardegna per fare articoli praticamente su questo giro. Lui va e li accompagna a Civitavecchia. Quando li accompagna a Civitavecchia, sarà che il fatto che era inesperto sotto l'aspetto del fatto della navigazione, eccetera. A un certo punto lui si trova imbarcato con la nave che cammina verso la Sardegna e non ha bagaglio, non sa nulla, perché ovviamente era andato lì per salutare questi amici. Come succede per tutti i ragazzi che hanno 18 anni e che si trovano a viaggiare, ovviamente la cosa viene presa non con uno spirito di quelli che possono essere spiriti negativi
rimproverativi di quello che è successo, ma preso come una cosa divertente. E lui sbarca quindi ad Olbia e si trova davanti a una terra che ovviamente si presenta con tutti i profumi del mondo, che noi conosciamo praticamente, che sono i profumi che si notano all'avvicinarsi alla terra santa, ma soprattutto con quelli che erano i cambiamenti radicali di una civiltà che allora era certamente molto più indietro dell'attuale. Il mondo pastorale, il mondo sardo di quel tempo era un mondo che poteva veramente impressionare anche una persona come D'Annunzio, il quale venendo da una terra come l'Abruzzo, che era una terra pastorale, era forse fra le terre italiane una delle terre più simili alla Sardegna, proprio per il fatto che i pastori abruzzesi vivevano anche loro una vita di sacrificio e tutto il resto come vivevano i sardi. Anche l'Abruzzo è una terra che ha poca costa e molta montagna, e la montagna certamente non è un qualche cosa che dà grande benessere. Però dice D'Annunzio nelle corrispondenze, rivolgendosi al generale Nino Villasanta, suo padre, dice i popoli simili, gli abruzzesi e i sardi, ma i sardi migliori in guerra. Sono praticamente, lui aveva un apprezzamento particolare per i sardi perché si era accorto che i sardi avevano un'impronta, cioè un coraggio ed un valore che lui non riscontrava esattamente negli abruzzesi. E quindi era un entusiasta dei sardi, cioè quello che poteva essere D'Annunzio è stato decorato di medaglia d'oro a valor militare, perché anche lui la vita sua la spendeva in maniera molto, ma molto facile. Non dobbiamo dimenticare che lui è quello il quale è partito con 11 aerei, di cui 8 sono arrivati su Vienna per buttare i manifestini e non buttare le bombe, ma potevano trovare la caccia avversaria che abbatteva, poteva benissimo abbattere il suo aereo e quelli degli altri. Cioè D'Annunzio aveva un coraggio da leone e questo coraggio lui lo vedeva nei sardi. Ecco perché effettivamente quando si trovava di fronte ai sardi aveva un particolare senso di entusiasmo, perché si accorgeva che questa gente dava di più di quello che non davano gli altri, cioè erano veramente delle persone. Questo è D'Annunzio da una parte. Lusso, gli anni dell'altipiano li ha vissuti. Ecco, il Lusso praticamente di per sé non dico che era un personaggio il quale sotto l'aspetto come ufficiale, come combattente, non fosse un personaggio di grande, chiamiamo così, levatura dal punto di vista suo. Però non è che fosse un carattere di quelli assolutamente docili o di quelli normali. Lui era effettivamente una persona che dal punto di vista suo non certo poteva essere una persona la quale era condiscendente, era sempre come quando una persona è irsuto, cioè qualunque cosa uno lo va per accarezzare, ma invece di trovare quello che è il pelo, trova praticamente quelli che sono gli aculei, per cui a un certo punto, ecco, tutto il suo scrivere sulla guerra sull'altipiano, lui la guerra dell'altipiano l'ha fatta nel 1916, perché è l'altipiano dei 7 comuni. Sì, ma lui che la scrive durante il periodo in cui a Parigi, molti anni dopo, ha messo dentro l'anno dell'altipiano tutto quello che gli era capitato durante la vita. E certamente quello che lui ha messo dentro è sempre accompagnato da un sentimento di carattere reattivo, negativo, che ovviamente non si può dire che fosse una persona che non, chiamiamo così, superasse se stesso equilibrandosi, no. Era una persona la quale diceva sempre cose possibilmente negative. Anche quei famosi discorsi del Duca d'Aosta. Duca d'Aosta lo avevano rimproverato perché lui, quando faceva, chiamiamo così, le premiazioni dei soldati, non era una persona che parlava alle truppe. Cioè, in quei momenti era necessario parlare alle truppe perché bisognava dimostrare, esaltare
il sacrificio, il valore di alcuni per cercare di incentivare il valore negli altri. Cioè l'elemento del confronto era quello indispensabile in quei momenti in cui i reparti venivano concentrati in certe occasioni per poter dare ai meritevoli le decorazioni. Ebbene, parlare in quella circostanza era indispensabile perché proprio la valorizzazione di quello che era il sacrificio di alcuni o i meriti di alcuni nei riguardi degli altri era necessario per cercare di esaltare questo elemento importantissimo che è quello del rendimento dei reparti, perché quando un reparto ha fatto qualcosa e l'altro non l'ha fatto, ecco che si sentono praticamente minoritari e vengono incoraggiati a fare di più. Ebbene, anche sulla guerra dell'Altigiano, su quel libro, si parla male dei discorsi del duca. Ovviamente non si è capito niente, cioè pur essendo una persona che era un capitano e che quindi portava avanti un reparto, non aveva capito qual era lo scopo da raggiungere. Lo scopo era uno scopo di carattere importante sotto l'aspetto generale per cercare di galvanizzare le persone, ma lui praticamente questo dimostrava di non aver capito assolutamente niente. Altro reperto presente, i resti recuperati dal sommergibile Shiré, ecco sì, che anche questi visibili qui nel museo di San Luca. Sono reperti che sono arrivati da pochi anni. Che cosa è successo? È successo questo. La battaglia dello Shiré, cioè il nome Shiré del sommergibile che trasportava in effetti lontano quei maiali che erano gli elementi necessari che la Marina italiana si era creati per poter minare nei porti avversari le unità navali più grosse che vi si trovavano. Cioè quando bisogna cercare con episodi di coraggio di superare le difficoltà che si trovano, ecco che questo sommergibile, il sommergibile Shiré, era quello che rimorchiava questi, chiamano siluri particolari, chiamati maiali, sui quali gli operatori erano a cavalcioni e che quindi manovravano questo strumento di guerra stando a cavalcioni del siluro. Ebbene, venivano portati, trainati fino ad arrivare al porto, però non potevano entrare nel porto perché c'erano le reti e dovevano aspettare, prima di entrare, che un'altra nave avversaria entrasse in porto perché aprendo le reti loro potevano seguire la nave e andarsi a collocare al di sotto di una di unità navali, le più grosse che stavano nel porto. Ebbene, lo Shiré è affondato durante la guerra vicino ad Haifa, nel porto praticamente di Israele. E dato che si trovava a 30 metri di profondità, la Marina italiana ha pensato che era giusto andare a vedere e a dare una giusta sepoltura a quelli che erano i morti, che erano i marinai rimasti nel territorio. Quindi si va lì dove c'è lo Shiré, si liberano praticamente i morti che poi vengono ad essere tumulati e si prendono dei cimeli dello Shiré, cioè dei pezzi dello Shiré, che vengono portati poi e dati al castello di San Luca. Ma perché? Ma perché il generale Villasanta, cioè mio padre, durante la guerra di Etiopia è stato uno il quale ha partecipato con la sua divisione alla battaglia dello Shiré. Lo Shiré non è altro che una delle battaglie, come quella dell'Endertà, che sono state fatte durante la guerra d'Etiopia dopo la prima fase. La prima fase, arrivare ad Adua, arrivare a Gondar, poi si sono trovati di fronte agli raduni dell'esercito, praticamente Rassi Miru aveva concentrato le sue truppe in certe zone, bisognava sbaragliarle. Ed ecco che la Gavinana è stata una delle divisioni impegnate in questo. Ecco perché nel museo di San Luca, in cui ci sono gli altri cimeli della guerra di Etiopia, compresi quelli che riguardano la battaglia dello Shiré, ecco che dovevano trovare una giusta collocazione. E dato che io avevo degli amici, dato che ero ufficiale di marina,
e quindi avevo degli amici che stavano allo Stato Maggiore della Marina, avevo fatto sapere loro che avrei gradito se potessi avere nel castello e nel museo i cimeli di questo sommergibile Sciret, proprio per il legame che passava tra lo Sciret e il castello di San Luca. E li ho ottenuti. Chi ha la bontà di seguirci da casa in questa trasmissione penserà che qua nel castello di San Luri, nel museo, ci sia soltanto qualcosa che ha a che fare con i cimeli vivi. Invece esiste anche la più grande collezione europea di cerze. Siamo abituati, noi sardi in particolare, come si parla di museo, cere, roba del genere, non a quelli che si trovano a Londra, a Parigi o altre parti con le rappresentazioni dei personaggi famosi, ma alla collezione della Cittadella dei Musei a Cagliari, in cui quelle sono le cere anatomiche. Qui invece lei mi spiegava, a quei tempi non esisteva la fotografia e quindi praticamente in molti casi le rappresentazioni o gli stessi ritratti, visto che ci si sposava per corrispondenza in età giovanissima, come si faceva? Si andava a farli sulla cera. Quindi la cera, per un periodo, che è stato un periodo che va dal 1500 fino al 1800, ha avuto dei notevoli impieghi. Non era veramente una cera italiana, perché in buona parte dei lavori viene adoperata una cera turca. Quei lavori nei quali gli artisti dovevano a un certo punto mettere un certo impegno erano lavori che venivano fatti, per esempio, Lammannati. Quando è stato incaricato di fare in Piazza della Signoria a Firenze la fontana, che si chiama ancora oggi la Fontana Nettuno, lui ha preparato i modelli della fontana in maniera tale da poterli presentare al committente. Ma questi modelli rappresentavano il Nettuno, le divinità marine e la disposizione di tutti i soggetti vari intorno alla vasca. Quando un artista veniva poi chiamato a presentare i suoi modelli, questi modelli di cera dovevano avere l'approvazione del committente, perché era il committente che diceva mi piace o non mi piace. E allora cosa succedeva? Che quando il committente dava il suo parere positivo nei riguardi di un modello, questo modello serviva per prendere le proporzioni e fare poi in grande quello che lì risultava in piccolo. Ma una volta che l'opera era stata realizzata, il modello veniva distrutto, perché quella cera, che era la cera che veniva dalla Turchia, era molto cara. E allora l'artista recuperava la cera per fare altri modelli. Quando invece il modello che lui aveva presentato, o una parte del modello che aveva presentato, non era stata di gradimento del committente, il quale aveva incaricato un altro, per esempio, che aveva preparato un altro modello, di introdurre nell'ambito del modello stesso quei personaggi. Questo è capitato nella cena, là lì a Firenze, nella fontana del Nettuno, perché il Nettuno è della Mannati, ma le divinità marine che sono state messe intorno non sono della Mannati e sono fatte in bronzo. Il Nettuno è fatto di marmo. Ecco cosa è successo? Che l'artista che aveva preparato i modelli in cera anche per le altre divinità marine, non è che questi modelli li distruggesse, no, perché quello che non era piaciuto a uno poteva piacere a un altro, quindi facevano parte dell'archivio di quello che era l'artista, il quale morendo lasciava questo praticamente archivio e agli suoi eredi. Ecco quindi che in città d'arte come Firenze le cere erano parecchie e nella casa di un personaggio molto importante era il professor Carobbi. Il professor Carobbi aveva una fabbrica di candele e lui aveva concentrato praticamente opere che si assimilavano alle candele, soltanto che le candele erano un elemento industriale e lui faceva la collezione delle cere. Una nicchia di questo museo è dedicata anche alla famiglia Bonaparte. Ecco, nelle stanze del castello hanno trovato in effetti tutte quelle cose che avevano un qualche legame con la vita di mio padre, Nino Villasanta, il quale
essendo diventato segretario del duca d'Aosta, dopo la guerra 15-18, ed essendo stato segretario del duca fino al 1931, l'anno in cui è morto, pur facendo carriera, perché era una persona che aveva una capacità di lavoro talmente spaventosa che riusciva a portare avanti 8 incarichi contemporaneamente. Era stato anche diventato nel dopoguerra presidente di quell'istituto che si chiamava l'Istituto dell'Italia Redente. Cioè lui organizzava gli asili, le scuole, da farsi in tutti i territori d'Italia conquistati durante la guerra, i quali per essere stati conquistati e per poter accattivarsi la simpatia di quelle popolazioni che molte volte erano popolazioni slovene, dovevano portare qualcosa di buono. E allora la scuola o l'asilo erano le cose importanti. Ecco, era stato incaricato come presidente dell'Italia Redenta a fare e ha fatto circa 400 asili e scuole in queste zone. Torniamo Tutto questo facendo praticamente il segretario del duca, facendo praticamente il segretario del duca significava essere segretario di tutte le commissioni delle quali lui faceva parte. Adesso cosa è successo? È successo questo. Nel 1926 muore un personaggio il quale nella storia lui direttamente non è mai entrato, ma conoscendo la storia lo ritroviamo rapidamente. Quando c'è stata la seconda guerra di indipendenza, noi abbiamo visto che a Plombières, Napoleone III e Cavour, che avevano posto le basi dell'alleanza fra il Piemonte e la Francia, avevano dovuto affrontare anche un tema, che era un tema scabroso, ma che Napoleone III desiderava assolutamente affrontare. Un matrimonio doveva consolidare quell'alleanza ed era un matrimonio fra due persone, una della famiglia Bonaparte e l'altra della famiglia Savoia, che doveva assolutamente avvenire in modo da cementare l'alleanza fra la famiglia Bonaparte e il Savoia, fra la Francia e l'Italia. Questo matrimonio riguardava la figlia di Vittorio Emanuele II, Clotilde, che avrebbe dovuto sposare il cugino di Napoleone III, Gerolamo Bonaparte, figlio di quel Gerolamo Bonaparte che era re di Vestaglia ed era uno dei fratelli di Napoleone, il padre. Lui era noto col soprannome di Plom Plom, una persona che aveva fatto una vita molto rilassante e che quindi effettivamente non godeva di una grande fama. Ma questo matrimonio è stato non soltanto programmato, ma anche portato avanti. E questo matrimonio, che ha portato alla nascita di un erede che si chiamava come il nonno Vittorio Emanuele II, che era il nonno perché era il padre della sposa, ha lasciato il proprio nome a questo nipote che si chiamava Vittorio come il nonno. Ebbene, questo si era sposato con Clementina del Belgio e da questo matrimonio era nato un giovane, Luigi Napoleone. Adesso Luigi Napoleone è diventato l'unico erede della famiglia imperiale francese, visto che Napoleone I aveva avuto un figlio, il duca di Reichstadt, che è morto giovanissimo a 25 anni alla corte di Vienna. Ma anche Napoleone III aveva avuto suo figlio che era morto combattendo contro gli Zulu, tant'è vero che Carducci, tra le sue odi barbare, aveva fatto un'ode che riguardava la morte di questo ragazzo Zagaglia barbara, cioè che era stato tormentato dalla stessa tremenda morte. Ebbene, questo matrimonio praticamente, quando i due famiglie principali, chiamiamo così, Napoleone I e Napoleone III, avevano avuto i figli morti, è diventato l'unico matrimonio che aveva dato un erede alla famiglia dei Bonaparte, perché il primo fratello di Napoleone, Giuseppe, aveva avuto solo figlie femmine, e dei fratelli di Napoleone, l'altro, che si chiamava Luciano, era sempre stato in contrasto con Napoleone e non aveva avuto il titolo che avevano avuto gli altri fratelli di Napoleone quando lui era diventato imperatore,
perché uno era diventato re di Vestaglia, l'altro era diventato re d'Olanda. Ebbene lui il titolo di principe di Canino l'ha avuto da Pio VII, il quale era l'avversario di Napoleone. Sì, ma E quindi i ovviamente cimeli come arrivano? adesso cosa succede? Che nel 1926 muore quello che era il figlio di Clotilde, no, quello che era il figlio di questo primo matrimonio, e lascia un suo figlio che ha 12 anni. Il duca d'Aosta aveva suo padre Amedeo, che era fratello di Clotilde di Savoia. Quindi viene chiamato come tutore di questo ragazzo, ed è stato che lui ovviamente aveva come segretario Nino Villasanta, gli dice: guarda, te ne devi occupare te. Nasce quindi un rapporto che va dal 1926 e arriva fino al 1949 o 50, in cui ogni volta che Luigi Napoleone aveva bisogno di qualcosa, eccetera, si rivolgeva a mio padre. Il rapporto non era un rapporto di denaro, perché un ufficiale dell'esercito italiano, il quale era segretario del duca, era un ufficiale il quale aveva lo stipendio. Ma ovviamente non si poteva pensare che una persona di questo tipo non dovesse essere in qualche maniera compensata. Ed ecco che ci sono dei doni che sono cimeli della famiglia imperiale francese, ricordi della famiglia imperiale francese, e sono quelli che sono esposti al Castello. In chiusura di questa chiacchierata abbiamo parlato dei castelli, delle mura del castello. Qualcuno si starà chiedendo: ma un castello, per essere un castello, deve avere almeno una leggenda legata ai fantasmi? La leggenda dei fantasmi, effettivamente, qui nel Castello di San Luis, più che leggenda, è una piccola realtà. Io, che ho abitato al Castello di San Luis fino al 1969, mi sono trovato di fronte a dei fatti di altri, ma non miei, perché pur avendo abitato al castello, io non ho mai avuto nessuna impressione tale da poter giudicare la presenza di fantasmi. Ma mi sono trovato di fronte a persone che durante la mia presenza sono vissute al castello, e queste persone hanno avuto dei fatti veramente strani. Ve ne indicava tre principali. Una mia zia, per esempio, la sorella di mio padre, la quale abitava nella stanza più bella della casa, quella che dava verso l'asilo che sta dietro, e la strada più grande, la via che è più lumeggiata, la luce del sole entrava tranquillamente all'interno. Ebbene, questa zia una sera ha cominciato a sentire recitare il rosario. Non si è stupita, perché la casa dietro era l'asilo delle suore e c'erano le suore savoiane. Quindi pensa che le suore stiano facendo le classiche preghiere, anche tante volte si fanno le preghiere delle 40 ore, e sono preghiere lunghe, continuative, fatte per meritare indulgenze o altre cose del genere. E quindi questa situazione lei prega tutta la notte, e la mattina dopo, trovando la madre superiore, che il rapporto era un rapporto di carattere comune, questo rapporto, si rivolge alla madre e con tono gioioso dice: sorella, sono stato con voi nella preghiera tutta la notte. Questa la guarda sbigottita, dice: scusi, ma non ho capito. Dice: sì, non avete fatto le 40 ore. Dice: no, abbiamo dormito tutta la notte. Ma dice: ma io ho pregato tutta la notte, c'era una persona che recitava l'Ave Maria e noi praticamente ci univamo al coro delle persone che continuavano praticamente oltre un certo limite. Adesso è chiaro che questi episodi, questo è uno, ne racconterò anche gli altri successivamente. Ma che cosa è successo al castello per poter essere, chiamiamo, custode di situazioni di questo tipo? Non dobbiamo dimenticare che dopo la battaglia di San Luis, all'interno del castello e della fortezza che circonda il castello, gli aragonesi
tutti quelli che hanno trovato uomini all'interno li hanno tutti ammazzati. E si trattava di 300 armati e di 300 civili. Le donne le hanno salvate perché le hanno rese tutte quante schiave e fra queste c'era la bella Risaldoni. Ma gli uomini li hanno soppressi. Dov'è che li hanno seppelliti questa gente? Non certo al Camposanto, erano 600 persone. Sicuramente queste persone sono disseminate nel territorio dove sta il castello e dove sta il portone. Seppellite lì praticamente. Il fatto che ci siano 600 morti praticamente al di sotto del castello e delle zone vicine porta ovviamente a pensare che queste anime di questa gente, che sono morte in maniera un pochino particolare perché morte ammazzate, devono ovviamente aver avuto forse delle colpe da scontare, colpe che noi altri consideriamo sotto l'aspetto dell'atto, ma quando si parla di eternità, ovviamente le colpe possono a un certo punto meritare pene piuttosto leggere. Niente di strano che per passare dal purgatorio al paradiso si debba stare molto tempo, e il fatto che questa gente non fosse persone che parlava male, ma parlava di preghiere, fa pensare proprio che fossero persone che volessero espiare un qualche cosa per poter poi guadagnare posizioni più elevate. Il secondo episodio è un episodio abbastanza... Era quando nel castello non c'era la luce. Una mia zia, una donna di rara levatura, era la mamma di quel ragazzo Alberto Riva, Villa Santa, che è morto l'ultimo giorno di guerra, ed era la moglie di quel Giovanni Riva, maggiore della brigata Sassoli, che era morto sull'altipiano dei 7 comuni il 7 giugno del 1916. Ebbene, questa donna, che aveva un coraggio veramente e aveva una superiorità, cioè la morte per lei non rappresentava nulla. Ebbene, stava al castello. E nel castello, dato che non c'era la luce, siamo nel 1935-36, bisognava a un certo punto dell'ora della sera accendere tutte le varie lampade a petrolio. Ebbene, quando accendeva le lampade a petrolio, quella sera c'era un fatto straordinario. Le lampade non restavano accese. Dove siamo? Nella stanza dove attualmente? Nella stanza dove attualmente è lo studio di mio padre, che allora in effetti era la camera da pranzo. Ebbene, lì erano tutti i lumi uniti assieme e lei li accendeva. A un certo momento, come quando una persona ha una relazione con quelli che stanno dall'altra parte, e lì, avendo perso marito e figlio, relazioni con quelli che stanno dall'altra parte dovevano esserci, lei si rivolge a questo personaggio guardando un po' verso l'alto e dice: stasera mi hai proprio seccato l'anima. Possibile che io non debba accendere le lampade? La figlia, che era presente, le si rivolge in maniera piuttosto sgarbata e dice: mamma, perché tu dici sempre queste cose quando sai che non servono assolutamente a niente? E lei praticamente la guarda con un tono di superiorità. Ebbene, non ha finito di sentirsi questo sermone che nella scala vicino si sente un passo ferrato che parte battendo, si può dire come se fossero dei piedi calzati su scarpe di ferro, che comincia a battere il piede su ogni gradino, fino a arrivare al gradino terminale in fondo, in cui con uno schiaffo cessa. È chiaro che quando in una scala piuttosto lunga si sente battere tutti questi gradini uno dopo l'altro, quella persona che aveva intervistato la madre in termini poco positivi, ovviamente ha sentito nella schiena crearsi una sudorazione fredda che gli ha dato un'impressione tremenda. Da allora non ha più parlato. La madre poteva dire ogni cosa, basta. Un'altra esperienza invece riguarda un ospite a lei caro, mi diceva... Sì, è venuta questa, era un ospite di casa, e la marchesa era la marchesa Gondi di Firenze, è venuta in visita al castello di San Nuri
e l'abbiamo ospitata nella camera grande, che sarebbe la camera bianca, che fu di Eleonora Alvarez. Ebbene, la marchesa Gondi, io la mattina dopo mi sono presentato a lei di buon mattino, ma insomma ovviamente saranno state le 9:30, per chiedere come aveva riposato, se era stata bene, che cosa le mancava, che cosa poteva desiderare, eccetera. E io quando posso parlare con lei, mi dice, è stata una notte d'inferno. Perbacco, un ospite, il quale mi dice, è stata una notte d'inferno, ovviamente mi ha impressionato notevolmente. Gli ho chiesto immediatamente che cosa era successo. Dice, senta, è stato tutto un camminare qua sopra. C'è la soffitta, va bene? Si vede il soffitto. E lì camminavano persone avanti e indietro. Io sono sicuro che c'è stata qualcuna delle domestiche che è stata male, perché è come quando una persona continua ad avere conati di vomito o necessità di bagno, per cui effettivamente quando si hanno queste, chiamiamo così, situazioni, il fatto di andare avanti e indietro è solito, perché fino a quando uno non ha trovato finalmente pace in se stesso non riesce più a rimettersi a letto. Ma io evidentemente questo rumore sopra l'ho sentito. Io che sapevo che quella era la soffitta dove non c'era nulla, perché le donne c'erano in casa, ma dormivano a piano terreno. E ovviamente la prima cosa che ho fatto non è stato di dirgli questo, ma di andare a dire alle donne che dovevano dire che una di loro era stata male, perché non volevo mettere nelle condizioni, chiamiamo così, di sentirsi a contatto con l'aldilà in una situazione di questo tipo. Quindi la donna praticamente, che ovviamente doveva essere stata male, successivamente ha confermato alla marchesa, cioè guardi, è stata una cosa, mi dispiace molto di essere stata di impaccio o di imbarazzo, ma lei capisce che quando ci sono fatti di questo tipo, ovviamente non si può non cercare di fare quello che ovviamente Madre Natura ci desta e ci chiama a fare. Quindi, comunque anche quella volta queste presenze eventualmente comunque sempre... Ma io non ho avuto mai nessuna percezione diretta di questo. Quando io abitavo al castello e avevo mia moglie praticamente, e la sera dovevamo andare fuori per un motivo o l'altro, tornando a casa trovavamo le due ragazze che allora erano di servizio, le trovavamo sedute fuori dal portone perché a una certa ora non volevano stare dentro. E quindi noi che avevamo ormai capito questa situazione rientravamo al più presto, ma molte volte capitava di dover tardare per un motivo o l'altro e le trovavamo puntualmente sedute fuori. È chiaro che il castello di per sé, mentre all'esterno si sente il rapporto con la vita quotidiana, per cui l'esterno è un esterno rumoroso, la strada passa, è vicina, le luci sono tutte accese, ma quando uno entra dentro, il silenzio arriva per i motivi delle mura. Quando si hanno mura che hanno all'esterno 2 metri di spessore, quel muro interno è di 1,60 m o di 70 cm. Qui il silenzio arriva per forza, cioè effettivamente la possibilità di concentrarsi nella, si può dire, nella solitudine è una cosa di carattere di ordinaria meditazione. Io nel castello entro di notte, di giorno o altro e non ho nessuna impressione in merito. Sarò perché ho fatto tutti i restauri del castello e quindi a me mi vogliono bene, anche quelli dell'aldilà. Gli ho messo la casa in condizioni tali da poter essere soddisfatto. Ma comunque sia, questi episodi agli altri, ovviamente io ho partecipato senza essere stato immediatamente presente ai fatti stessi. Ma li ho sentiti praticamente da persone che sicuramente non mi raccontavano nessuna passola perché non avevano nessun interesse né nessun motivo di farlo. All'inizio del programma io ho detto diamo voce alle mura del castello. Secondo lei se il castello adesso potesse chiudere questa nostra chiacchierata, rivolgendosi alle autorità, alle popolazioni, agli stessi spettatori che hanno seguito questo nostro incontro, che cosa chiederete? Ma io chiedo questo. Effettivamente il castello
per chi lo conosce, è diventato un centro di cultura veramente molto importante. Perché qui, stranamente, si sono concentrati rapporti molteplici, in quanto dalla parte artistica, determinata dalle cere, dai quadri, dai mobili che sono presenti, e sono tutte cose di rara importanza. Dalla parte, chiamiamo così, italiana, la concentrazione di cimeli, che sono di rara bellezza e di rara importanza nella storia nazionale, che sono qua. Il fatto quindi di associare arte, di associare cimeli di carattere militare, ma di importanza nazionale, di associare quello che potrebbe essere anche la visione di un edificio integro come castello, e che è l'unico castello abitabile della Sardegna, che quindi sono abitabile ma non abitato, ma perché non questo abitato. è solo un museo. Questo è abitabile in quanto ormai dal 69 in poi il castello serve esclusivamente come museo. Ebbene, che io o mio fratello, praticamente, che siamo viventi, siamo noi a doverci occupare esclusivamente di questo edificio, il quale invece è di importanza nazionale, perché quando la gente viene qua ed esce fuori, ovviamente mi dice: non avremmo mai pensato di trovare in un paese della Sardegna quello che noi abbiamo visto. E dato che questa voce non è la voce di un singolo, ma è ormai una tiritera che io mi sento fare da moltissima gente che viene, ma non soltanto dalla Sardegna, che viene da città del continente, stranieri, i quali dicono: noi nelle nostre zone, nel Belgio, in Olanda, molte volte facciamo vedere 4 porte e ci sembra di avere un'enormità. Veniamo qua e a un certo punto impegniamo 2 ore, ma 2 ore non bastano per girare il castello. E ovviamente vuol dire che i locali non si sono resi conto di quello che il castello può rappresentare oggi nella storia della Sardegna, nel turismo della Sardegna. Io la ringrazio, ringraziamo anche le eventuali presenze che ci hanno consentito di passare con lei questa piacevole giornata. Auguri per il suo sogno per quanto riguarda questo castello. Non so, Marina, come si dice, in bocca al lupo, no? In bocca al lupo praticamente è un modo di dire ordinaria, poi ce n'è un altro che è un pochino più scurrile, non si adatta agli ambienti nei quali abbiamo non raggiunto. si tratta di... Grazie comunque. Perfetto, è un piacere.